Amici carissimi, benvenuti finalmente. Oggi il 30° giorno di digiuno totale. Incredibile, ma ci sono arrivato. Sono veramente soddisfatto perché in questi giorni ho avuto delle soddisfazioni veramente grandi. Innanzitutto voglio cominciare subito facendo gli auguri a tutte le mamme perché oggi è una giornata molto particolare, la festa della mamma. Faccio veramente infiniti auguri da parte mia a tutte le mamme del mondo, soprattutto a mia madre, che purtroppo non c'è più, mi ha lasciato da un po' di tempo e faccio gli auguri anche a lei. Auguri a tutte le mamme, un grosso abbraccio da Stranamore siciliano. Allora, ritornando al discorso, 30° giorno di digiuno totale. Che cosa ho fatto in questi giorni? Praticamente io dal 20° giorno mi sono allungato qui al 30° giorno. Volevo fare il giorno 25, ma essendo che faccio praticamente spesso queste registrazioni dal giorno 20 al giorno 25 non è che c'era granché di differenza. Ora invece potete notare un po' di differenza si vede, perché oltretutto 30 giorni sono sempre 30 giorni di digiuno. E mi sento veramente bene, dovete credermi. Io 3 giorni fa mi sono fatto per sicurezza le analisi di tutto, le analisi del sangue, le analisi delle urine, insomma mi sono controllato e devo dire con piena soddisfazione che non ho mai avuto, dovete credermi sul vero senso della parola, non ho mai avuto analisi così perfette in tutta la mia vita. Cioè una cosa allucinante. I parametri praticamente, che posso dire, glicemia, azotemia, trigliceridi, eccetera, eccetera, sono veramente perfetti, proprio alla norma al 100%. Avevo inizialmente problemi di fegato e sono spariti pure quelli. Insomma, si è normalizzato tutto il corpo. E proprio per questo, essendo che le analisi mi sono spuntate bene, voglio continuare questo mio digiuno allungando, se me la sento, voglio arrivare al 40° giorno. Arrivato al 40° giorno, sono praticamente arrivato. Per cui non mi peserò oggi perché vi avevo promesso che quando facevo praticamente quasi 30 giorni mi dovevo ripesare. Invece mi voglio ripesare direttamente quando sarà il 40° giorno. Difatti la prossima registrazione io la farò al 40° giorno. Per quelli che non mi hanno seguito e stanno vedendo questa registrazione da adesso, io ho cominciato il primo giorno e peso circa 100 kg, 100 e qualcosa. E che alimentazione ho usato? Alimentazione innanzitutto cibo niente. Ho usato solo ed esclusivamente acqua accompagnato da vitamine. Vitamine quelle che vendono solubili nei barattoli qua all'Eurospin, nei supermercati. Vitamina C, multivitaminico. Dopo mi sono aiutato con un tè al tarassaco, che sarebbe a dire è un'erba, il dente di leone, tutto tritato praticamente, e ci faccio una specie di tè e me lo vado bevendo ogni giorno. Ma quello che mi ha aiutato tantissimo è soprattutto l'acqua. Dalla mattina alla sera faccio sempre bevute di acqua a livello di 1 litro, 2 litri, 3 litri. Insomma, arrivo a bere al giorno circa sui 4-5 litri di acqua. E posso dire che mi sento, ripeto, particolarmente bene. Bene in ogni punto di vista, bene sia nel ragionamento, bene la mattina quando mi alzo, bene quando vado a dormire. Non soffro la fame, perché molti dicono, un mese, come si fa a stare un mese? Ragazzi, i giorni più, diciamo, più duri sono i primi giorni, dal primo fino al quinto, sesto, anche 7° giorno sono i più duri. Però superata questa fase praticamente è una passeggiata, soprattutto dal 20° al 30° giorno, ma neanche l'ho sentita. È lo stesso come se il mio corpo mangiava ogni giorno, 3 volte al giorno, proprio non sentivo la mancanza. Riguardo il cibo non mi fa nessun effetto. Cioè, forse molti di voi, anzi sicuramente molti di voi non ci crederanno, però nel momento in cui anche sento l'odore del cibo, cioè non mi fa nessun effetto, non è che magari muoio dalla fame, niente, completamente, il corpo si è completamente abituato. Poi quando finirò questa fase, quando arriverò al 40° giorno, vi spiegherò come farò a far abituare il corpo a rimangiare nuovamente, perché giustamente c'è una fase, un prima e un dopo. Nel momento in cui io raggiungerò il mio obiettivo, ossia 40° giorno di digiuno, e allora io
poi farò una specie di alimentazione molto particolare che vi spiegherò come la faccio. Che vi posso dire, amici? Io sono veramente soddisfatto, soprattutto la soddisfazione di essere arrivato qui e di stare bene salutivamente, perché non me l'aspettavo sinceramente, non me l'aspettavo che erano così perfette le analisi che mi sono fatto, una cosa allucinante, cioè non ci crederebbe nessuno, cioè il corpo si è completamente resettato. Si è resettato, si è aggiustato da solo, è una cosa incredibile, senza medicine, senza, come dire, tutte queste porcherie che vendono, niente, completamente. Il corpo ha fatto tutto da sé, è incredibile, ma è così. Allora ragazzi, io rinnovo i miei auguri a tutte le mamme del mondo, naturalmente per quelli appunto, ripeto, che si sono sintonizzati adesso, ripeto quello che ho usato in questo mese di digiuno totale, a forza di acqua, tè a base di tarassaco e poi soprattutto le vitamine che non mi sono mancate, praticamente la mattina e la sera quando vado a dormire, magnesio e potassio, diciamo nell'acqua, tutto bello, e poi multivitaminico e vitamina C, tutto qua. Il resto l'ha fatto completamente il mio corpo. Mi sento diverso, mi sento più completo, mi sento bene, soprattutto salutivamente. Non ho nessun problema, acciacco, stanchezza, niente, completamente. Mi è passato tutto. Sono completamente, cioè, voi dirvelo, spiegarvelo a parole è veramente difficile, cioè di quello che si prova stando a digiuno. Però l'hanno detto anche in molti, scientificamente provato, che il digiuno fa bene alla salute. Certo, un mese di digiuno è assai, lo capisco, però purtroppo ho dovuto fare un mese di digiuno per resettare il corpo, perché il corpo aveva bisogno di essere resettato, cambiare le cellule, eccetera, eccetera, le tossine se ne vanno via, insomma un reset completo del corpo che praticamente è il corpo stesso che si rigenera, la rigenerazione cellulare, così si chiama, rigenerazione cellulare. Amici, io vi ringrazio di avermi seguito anche fino ad oggi, 30° giorno di digiuno totale. Molti di voi penseranno: ma tu sei pazzo, pazzo, è che una volta che si prova questo percorso, a spiegarvelo a parole è difficile, cioè tu vai, hai la forza di andare avanti perché vuoi scoprire cose nuove. Cioè, l'hanno sempre detto gli antichi che il digiuno fa bene alla salute, però non pensavo che era così importante. Ora invece lo capisco, è così. Va bene, amici, io vi ringrazio tantissimo e ci vediamo naturalmente al 40° giorno di digiuno totale. Non mancate all'appuntamento perché sarà l'ultimo giorno e nell'ultimo giorno io vi spiegherò quello che farò subito dopo il digiuno. Naturalmente voi che mi state guardando, scrivete nei commenti come mi trovate, se mi trovate più magro, se mi trovate più sfilettato, insomma, scrivete nei commenti che io vi rispondo. Per cui aspetto i vostri commenti, un vostro parere, va bene? Allora ragazzi, vi saluto, un grosso abbraccio e un grosso bacione a tutti da Stranomuri Siciliano. 30° giorno di digiuno locale. Ciao ciao, 30° giorno. Ciao ciao, a presto. Oh yeah!